Il coronavirus sta obbligando tutti a rimanere a casa, a stretto contatto con la propria famiglia e i propri figli, facendo riassaporare i valori di una volta. Purtroppo c'è chi deve convivere una situazione di coppia non troppo idilliaca. In questo caso aumentano le incomprensioni ed anche le violenze domestiche contro le donne. Purtroppo queste ultime sono confinate nel luogo più pericoloso, e cioè la casa in cui si vive insieme alle persone che fanno loro violenza, senza nemmeno la possibilità di chiedere soccorso. Secondo Donne in Rete contro la violenza è proprio questo il momento di incrementare gli aiuti alle donne e di far sapere che i centri sono sempre operativi e la reperibilità è spesso 24 ore su 24 per colloqui telefonici ed anche online. Il timore è quello che le donne pensino di non trovare aiuto, ma non è così, perché tutti i numeri di emergenza sono attivi. Se una donna chiama il numero 1522, il servizio antiviolenza e anti-stalking del Dipartimento delle Pari Opportunità è gestito dalle volontarie del telefono rosa. L'operatore indica il centro più vicino. Tra l'altro il pericolo della diffusione del coronavirus ha fatto sorgere altri nuovi casi. In questi giorni nella città di Agrigento un padre separato ha chiesto all'ex moglie di aver affidata la figlia come spesso avveniva regolarmente negli scorsi fine settimana e bussa alla porta di casa ma riceve un netto rifiuto, forse per paura del contagio. L'uomo va in escandescenze, la giovane donna chiama la polizia che mette fortunatamente ordine alla situazione. Ma cosa dice la legge? Ai figli dei genitori separati è concesso di vedere entrambi i genitori e ciò non deve essere una scusa per litigare, ha esplicitamente dichiarato la ministra delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti. Infine sorge un altro problema abbastanza rilevante. Per le donne infatti c'è anche il discorso dell'autocertificazione, perché deve indicare il luogo in cui si va e viene, trovato dal partner violento e che la mette ulteriormente in pericolo. In questo caso intervengono le associazioni che chiedono anche che sia garantita la privacy per quelle donne che magari in un piccolo comune non vogliono dire dove vanno e a chi controlla. Le donne hanno diritto di recarsi nei centri antiviolenza senza essere multate e senza dover dichiarare altro motivo che lo stato di necessità. Fa ancora chiarezza la ministra delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti. A questo punto basta telefonare al numero di servizio 1522 e si potranno avere tutte le delucidazioni possibili.